Un protocollo all'avanguardia a livello nazionale tra Regione Veneto e Tribunale di Venezia rafforza la collaborazione tra i due enti a contrasto dello sfruttamento e della tratta di esseri umani, un ambito ampio che comprende prostituzione, lavoro forzato ai limiti se non a livello di schiavitù, accattonaggio e altre fattispecie. È il progetto Navigare che accelera i tempi per ottenere protezione e non essere più alla mercé degli sfruttatori e attraverso una collaborazione tra varie realtà offre alle vittime tutela legale, assistenza sanitaria, sostegno psicologico, regolarizzazione e inserimento lavorativo. Comunemente la tratta a fini sessuali è maggiormente collocata per coloro che provengono dall'Africa, in particolare dalla Nigeria, Edo State, Delta State, qualche volta dalla Sierra Leone e dal Senegal. Un altro ambito sensibile emerge nello sfruttamento del lavoro. Tra le nazioni maggiormente coinvolte il Pakistan e il Bangladesh. Lo sfruttamento del lavoro emerge maggiormente nel settore dell'agricoltura, del bracciantato, spesso con contratti che sono soltanto avventizi o a tempo determinato e parziale, mentre invece magari presuppongono uno sfruttamento lavorativo molto più intenso e molto più lungo che produce chiaramente profitti non facilmente identificabili. Nel 2019 l'Ufficio di Protezione Internazionale del Tribunale di Venezia, l'unico del Veneto, contava 7.000 provvedimenti pendenti, ridotti ora a circa 4.800. L'arrivo di profughi ucraini non ha inciso su questi numeri perché la protezione speciale qui viene già concessa dalle direttive europee. Attualmente in Veneto ci sono 14.500 profughi provenienti dall'Ucraina, l'85% dei quali sono donne o bambini con meno di 12 anni.